Il nuovo servizio idrico AICA, con un comunicato, aveva informato gli utenti sulle diverse possibilità di effettuare i pagamenti delle bollette. Se non si incassano i crediti, si potrebbe dire, non si possono pagare i debiti. Giusto, ma ci sono pagamenti che vanno fatti comunque e che invece vengono rimandati da 2 mesi. Ci riferiamo agli stipendi del personale che per mancanza della retribuzione sacrosanta per chi lavora è entrato in agitazione e non è escluso che incroci le braccia bloccando il servizio idrico, o meglio il nuovo servizio che si chiama AICA, appunto. Una brutta gatta da pelare per il nuovo direttore generale Fiorella Scalia, appena nominata. Insomma, si è voluta e cercata l'acqua pubblica, affidandone la gestione ai sindaci, ovvero ai partiti che essi rappresentano, perché lo sappiamo purtroppo come funziona. Adesso però bisogna rimboccarsi le maniche e procedere da un lato a garantire la prosecuzione del servizio gestito con la massima trasparenza e dall'altro procedere con i doveri della sana amministrazione, che sono quelli di garantire anzitutto la retribuzione proprio ai dipendenti che hanno famiglia. Purtroppo quello che sta avvenendo tra acqua inquinata, mancato pagamento degli stipendi e sversamento delle fogne la dice lunga sulla difficoltà del nuovo gestore.